Eder, Mech, Pallister. Sergio, che rapporto avevi con Liliana? Sì, ci sentivamo ogni giorno e bene o male dalle 9, 9 e mezza era quotidiano proprio. E quel giorno invece non mi ha risposto. E ho visto appunto le solite i segnetti grigi invece di azzurri che era ricevuto, messaggio ricevuto ma non letto. E al momento non l'ho pensato. E ho detto, sarà successo qualcosa. E invece dopo ho iniziato a preoccuparmi. Io personalmente ti dico, non l'ho riconosciuto. Era anni che lo conoscevo, perché diverse volte mi affilava i coltelli. Liliana spesso in casa giocava coi sacchi neri? A parte che comunque ognuno di noi aveva, se non sbaglio, non so se lavorava ancora, adesso non mi ricordo, ma noi eravamo già nella casa di via Verrocchio, perciò a casa avevamo tutto, capisci? Avevate tanti sacchi neri in casa? Non mai avuti noi i sacchi neri, avevamo quelli normali che si comprano, quelli a strappo, quelli colorati. Per cui quando hai saputo tutto ciò ti sei fatto una bella doccia? Doccia fredda. E ancora adesso ti dico, sto tremando di questo. Sto tremando, per quello vado in bicicletta per scaricare la mia tensione. Ma Alfonso tu lo conoscevi? Io personalmente ti dico, non l'ho riconosciuto. Perché lui mi ha chiesto se si ricorda di lui. Io gli ho detto, guarda, ti dico sinceramente, non lo so. Ma tu andavi nella sua pizzeria? Quanti anni prima? Poi, sai, in una pizzeria c'è tanta gente, camerieri, pizzaioli, quello, quell'altro, il cuoco. Certo. Di solito quando qualcuno viene a casa tua tu non lo registri. Cosa ti ha detto di speciale Buono Cuore che ha fatto sì che tu registrassi da subito? Mi ha detto una cosa molto che mi ha molto colpito. Cioè mi ha detto, devo dirti qualcosa di importante di tua moglie. Io mi sono sul momento spaventato, chissà cosa mi dirà, cosa magari di tremendo, no, capisci, ho pensato questo. Era anni che lo conoscevo, perché diverse volte mi affilava i coltelli. Come mai quello smemorato di Sebastiano non si ricorda più di te? E cosa ti devo dire, dai? Cosa ti devo dire? L'anno non me lo ricordo, mi ricordo che c'era il Covid. Ah, c'era il Covid, certo. Sì, 2019-2020. Ah, c'era il Covid, certo. Io non ho mai parlato di Covid, capisci? Io il Covid non l'ho proprio nominato, il Covid. Stiamo parlando del 2019. La mattina poi torna di nuovo, sì, però non entra dentro, è stato fuori in marciapiede, sì, e mi chiamo, vado fuori, dico cosa c'è Liliana? Dice, mi sembra dai ancora un sacco nero. Vado in magazzino, lei è sempre fuori, vado in magazzino e io vado a prendere un altro sacco nero. Siccome era freddo, era novembre, fine novembre, dico, vieni dentro e ti faccio un caffè. Lei entra dentro, io faccio il caffè e mi dà 50 centesimi. Quella sera questo signor Enzo si è vestito, diciamo, una sciarpa rossa della Roma e un cappello rosso della Roma. Siccome il giorno prima c'era la partita Roma-Napoli e la Roma ha vinto 1-0, 2-1, non mi ricordo. Il giorno dopo diciamo peccati, perché io sono napoletano, lui era romano. Roma-Napoli 2-1 fu il 2 novembre 2019. E quando hai chiuso la tua pizzeria? Il 26 novembre. Vediamo che dice il suo successore. Abbiamo fatto il contratto di fitto il dicembre 2019 e abbiamo aperto a luglio del 2020, perché dal dicembre 2019 al 2020 abbiamo fatto i lavori di ristrutturazione. Noi a dicembre 2019 siamo entrati qua dentro ed era già tutta smantellata, non c'era un cacchio, non so se a fine 2018, a inizio 2019, ma ricordo che la pizzeria già era chiusa da un bel po'. Ma alla fine perché sei andato da Sebastiano? Allora perché conoscevo Sebastiano, se io conoscevo magari Sergio, andavo da Sergio. In questa storia assurda ci mancava solo un carabiniere, Enzo, che ti dice di tenere per te il segreto. Ho saputo la notizia dei sacchi neri, ho chiamato questo carabiniere
e di come comportarmi. E lui, diciamo, siccome diciamo, stava più di là e di qua, mi ha lasciato intendere di lasciar perdere. E questo è il coso del carabiniere. E come si chiama questo carabiniere, Zombie? Lasciamo stare, diciamo, parliamo dei vivi, lasciamo stare quelli che non ci sono più. Guarda, io ti dico, fino a prima di questo pensavo di Liliana di conoscerla perfettamente, di sapere tutto di Liliana. Poi esce una cazzata cosmica e che cosa scopri, Sebastiano? Adesso, dopo questo, comincio a pensare forse mi ha nascosto qualcosa. E tu pensa che nel 2017 potrebbe anche aver chiesto a un ristoratore un pacchetto di figurine Panini? Forse c'è qualcosa che nessuno di noi sa, perché lei non parlava con nessuno. È tutta curiosa anche tutta questa esposizione. Difatti lui va a casa di Sebastiano, almeno come è stato esposto nelle interviste. Suona il campanello, Sebastiano esce, gli fa chi sei, come avete mostrato, e dopo gli fa, vabbè, vieni in cucina che fa freddo, e inizia a registrare. Lo registra, le dice tutto, va bene, e che tra l'altro ha detto che non lo conosceva, invece lui fa, no, le arrotavi i coltelli che li partiva, e anche conosce il figlio, vabbè, e va via. Il giorno dopo Sebastiano va in questura, dice, la questura non c'è nessuno, la domenica, e invece di avvisare i legali, cosa fa? Avvisa la cronista, la giornalista del quotidiano locale. E lei cosa fa? Non è che gli dice perché non avvisi la questura, mette subito la notizia sul giornale, praticamente gli fa da portavoce, e lui il giorno dopo torna a fare la denuncia in questura, che non l'ascoltano, vuole fargli ascoltare la registrazione. Strano che lui avesse pronto anche da registrare, vabbè. No, e francamente io non credo a questo che ha parlato questo signore. In ogni caso è veramente strano che ogni volta che la procura o qualcosa nell'indagine va a favore, appunto, non da parte mia, per avallare il fatto che Liliana, ormai acclarato, è stata uccisa, e Sebastiano ultimamente aveva chiesto tramite gli avvocati se potevano riesumare nuovamente il corpo per rifare un'altra perizia, non so perché la Cassazione ha negato anche questo. Tac, come deontologia anche professionale doveva dirgli, guarda, bisogna prima parlare con i inquirenti o la procura direttamente. Vabbè. Sebastiano quando veniva a prendersi i coltelli da te? Diciamo, lui li veniva a prendere i coltelli e poi me li portavo quando li affilava, capisci? Sì che lo conoscevo, dai, adesso non è che ci nascondiamo. Allora io in buona fede sono andato da Sergio, da Sebastiano, perché conoscevo lui. Ti ripeto, se io conoscevo Sergio, andavo da Sergio, capisci? Per me diciamo o uno o l'altro, per me io mi dovevo togliere su Sassolino dalle scarpe per farti capire, capisci no? Però hai parlato di una data ma sarebbe un'altra, hai parlato di Covid ma hai detto che non hai mai parlato di Covid, insomma un po' di errori sembra che li hai fatti. Allora stammi a sentire, fumosa perché mi sono sbagliato la data, a posto di era all'inizio di novembre, ho detto perché sono passati diversi anni, dopo mi sono ricordato che questo fatto del primo sacco era la partita dopo Napoli-Roma. Come si chiama questo carabiniere, Zombie? Ascoltami questo, allora io ho chiamato il carabiniere quando ho saputo che hanno trovato Liliana con 2 sacchi neri. Mi segui? No, siccome lui stava in ospedale, che poi ci è morto poco dopo, l'ho telefonato, non è che sono andato a casa sua, esatto, diciamo, che si calmavano le acque. Allora diciamo, il mio sbaglio che non sono andato subito dagli inquirenti, questo è l'unico sbaglio, che non sono andato subito dagli inquirenti. Aspetto che qualcuno mi chiama
e Ci chiarisco vai. tutto con gli inquirenti. Hai parlato di una data, ma sarebbe un'altra. Hai parlato di Covid, ma hai detto che non hai mai parlato di Covid. Insomma, un po' di errori sembra che li hai fatti. Ma diciamo, allora il fatto è, parliamo del 3 novembre a questo punto, che mi ricordavo il fatto della partita Napoli-Roma, capito? Che mi sono solo confuso all'inizio di novembre e non alla fine di novembre. E a Sebastiano non si doveva dire. Esatto, confermo. Ascoltando questa recita è anche stata recitata male, ecco, per questo mi viene da ridere. In ogni caso io auspico che la procura faccia luce adesso, chiederà lumi a questo signore certo, qua. Provo a sentire a Sebastiano, provo a sentire Sebastiano, ti fai dare il nome di Enzo, e prova a sentire Enzo, se vuoi, quello dello vestito della Roma, questo carabiniere, che poi era più di là che di qua, sinceramente, che poi è morto all'inizio 2020, è morto nel 2020, all'inizio, perciò diciamo, lui non è neanche in condizioni di parlare, questo signore, e allora è morto di leucemia. Io sono andato da casa di Sebastiano, gli volevo chiedere alla moglie quei sacchi a cosa potevano servire. Cioè, la mia idea che mi dovevo togliere la sassolina dalle scarpe. Sono andato da lui per sapere la moglie quei sacchi a cosa potevano servire. Allora due sacchi neri e due sacchi neri, sono andato da lui sabato scorso per alla moglie quei sacchi a cosa potevano servire. Fino adesso ci ho messo la faccia, perché non ho niente da nascondere. Perciò diciamo, non ho niente da nascondere. Se Sergio mi vuole incontrare, ben lieto, tutto qua. La conclusione mi sembrava di sentire una puntata di Alto Gradimento di tanti anni fa. Io in ogni caso l'ho querelato e l'altro ieri l'ho querelato e io auspico che la procura faccia qualcosa. Io penso che ormai i tempi siano maturi, ormai anche la procura ha tutto quello che deve, appunto, è che che mia sorella possa tornare a casa, che possiamo metterle un fiore per ricordarla, salutarla, invece ancora in quella sala là, nella medicina legale di Milano, e speriamo che questa volta appunto succeda qualcosa, perché i tempi sono maturi. E io ho il dovere, proprio sento il dovere morale di difendere la mia povera sorella, che è stata cosa che uccisa. devo dire. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.